Continua questa bella tradizione che consolida l'amicizia fra la comunità di Mantova e la comunità di Bressanone, anche quest'anno suggellata con l'omaggio di un abete meraviglioso e quest'anno ancora più bello di quello degli altri anni. E poi con l'accensione dell'albero e l'inaugurazione di quest'albero portiamo a compimento tutte le novità e tutte le iniziative che sono state messe in campo per questa nuova edizione di Mantova Mille Luci, che naturalmente si presenta, come già si è visto in questi giorni, molto più ricca di tutte le altre, e ci auguriamo che possa essere un segno di speranza e una luce di ottimismo anche per questa nostra realtà cittadina e per anche le difficoltà che necessariamente bisognerà affrontare con l'avvento del nuovo anno. È un sigillo, un'occasione per un rapporto di amicizia ormai storico che dura da anni, è un'amicizia però che non viene dall'alto ma viene dal basso, ci sono le comunità che spingono forte perché le comunità sono unite, abbiamo dei rapporti anche di carattere commerciale, turistico, Mantova ha la possibilità di mostrare i suoi prodotti gastronomici, specie nella nostra zona periodicamente quasi ogni anno, e noi abbiamo la possibilità di mostrare le nostre specialità, le nostre cose a Bressanone, quindi questi rapporti forse anche in momenti di crisi che vengono dal basso delle comunità fanno bene anche economicamente. Il trenino Mille Luci che inauguriamo oggi porta, diciamo così, a compimento tutta questa serie molto numerosa e molto plurale di iniziative messe in campo per Mille Luci 2014. Un'opportunità poter girare per le belle vie della città, un'opportunità poter vedere appunto le bellezze della nostra città con le luci, la gente e la voglia che ha questa città di essere al centro di un ottimismo di cui c'è molto bisogno. Il trenino funzionerà dal 6 di dicembre fino al 6 di gennaio, con la percorrenza di 20 minuti partendo da Piazza Concordia. Il tragitto fa via Accademia, Lungolago, via Cavour, rientra per via Tazzoli, Corso Libertà, inversione e torna ancora in Piazza Concordia.